sono Francesca Vianello e seguo il servizio Europe Direct Venezia-Veneto del Comune di Venezia, che ha organizzato l'iniziativa a cui state partecipando oggi insieme con Shylock CUT, Centro Universitario Teatrale di Venezia, che è qui rappresentato da Bianca Nardon, che ringrazio per la fattiva collaborazione nella realizzazione dell'incontro di oggi e dell'intero ciclo di incontri che si chiama Il Green Deal siamo noi. Direi che è un titolo significativo perché sposta la tematica ambientale dall'ambito dello studio e delle riflessioni ad una presa di coscienza e di responsabilità che attivi il cittadino e la cittadina. Stiamo quindi parlando di cittadinanza europea, che è l'argomento principale del mio ufficio Europe Direct, che per la Commissione europea presso il Comune di Venezia organizza da 20 anni lungo tutto l'arco dell'anno delle iniziative a respiro europeo, che poi ormai è qualsiasi tematica può essere vista con l'ottica che è extranazionale, tanto più un tema come quello legato all'ambiente, in cui la dimensione nazionale non è più sufficiente, non è nemmeno più sufficiente quella continentale, perché per avere un impatto significativo a livello globale le nazioni, le aggregazioni di nazioni devono mettersi d'accordo tra di loro. Quindi dal macro livello delle nazioni e aggregazioni di esse, tra cui appunto l'Unione Europea, al micro il nostro impegno individuale. Io vorrei inserire l'iniziativa di oggi in 3 contenitori, perché i temi si possono vedere da più prospettive diverse. Uno di questi è la Festa dell'Europa Venezia 2021, che è questo evento qui. Abbiamo dato a tutti il programma, è partito ieri. Venezia celebra ogni anno a maggio per la giornata europea, ma quest'anno l'abbiamo fatto anche in autunno per poter ritrovarci fisicamente, perché a maggio avevamo fatto gli eventi a livello virtuale. È un contenitore di iniziative le più ampie di incontro con la cittadinanza, di scambio e dialogo, e ci auguriamo che anche oggi, al termine delle osservazioni dei nostri relatori, ci sia un momento di scambio e condivisione, come per esempio nei caffè Europa, dove ci si ritrova attorno al tavolino di un caffè per parlare inter pares tra relatori, esperti e cittadini che possono esserlo altrettanto. Di questi eventi ve ne porto all'attenzione 2 che sono inseriti in altri 2 contenitori, perché uno è proprio la prosecuzione del Green Deal siamo noi, organizzato insieme con Shylock, che si svolgerà giovedì 28 ottobre, questa volta sempre a Venezia ma al Teatro dei Frari, e si intitola Una rotta dall'Italia per l'Europa, il manifesto di Assisi. L'orario è sempre lo stesso, alle 5 ci spostiamo ai Frari, sempre a Venezia. A Mestre invece cerchiamo di bilanciare le location. C'è un altro incontro sempre sul Green Deal, appunto, che si chiama il Green Deal europeo, il 13 ottobre alle 18 a Mestre al Candiani, e si intitola proprio il Green Deal europeo. È inserito in un ciclo di incontri, vi abbiamo dato il programma, che non insiste solo sul tema ambientale, ma lezioni, incontri vari su varie tematiche. Sul Green Deal ci soffermiamo quest'anno in particolare, ma tutto il settennato, perché è uno dei 3 pilastri fondamentali della Commissione europea al femminile di Ursula von der Leyen. Quindi digital, green e sociale. Ogni politica europea deve essere compatibile con l'accordo green, con il piano ambientale dell'Unione Europea. Quindi non è un cameo di misure in un angolo, è uno dei 3
delle tre ottiche fondamentali con cui guardare qualsiasi politica. Si fa economia? Benissimo, la si deve fare attraverso l'accordo col Green Deal. Si fa digitalizzazione, benissimo, lo stesso si deve comunque avere un'ottica attenta all'ambiente. Non mi dilungo su altri appuntamenti ai quali però vi invito, ma vi segnalo che l'iniziativa di oggi è anche inserita nella settimana europea della mobilità sostenibile che l'Unione Europea organizza dal 16 al 22, Venezia aderisce, si è allargata dal 15 al 23, quindi fra un paio di giorni finiamo. Le iniziative sono tante, vi abbiamo consegnato la nuova mappa aggiornata delle piste ciclabili della città di Venezia, perché anche attraverso le piccole azioni quotidiane come montare su una bicicletta e spostarsi su un trasporto sostenibile fa parte del piccolo grande impegno quotidiano nostro, dei nostri nipoti, dei nostri figli. Ognuno di noi fa il suo. Io ho già parlato troppo, vi chiedo solo un favore, dateci il voto. Abbiamo dato a tutti il questionario di gradimento dell'iniziativa o di questo ciclo di iniziative. In un'ottica di miglioramento ogni commento, se fatto in modo costruttivo, è bene accetto. Lascio la parola all'anima di questo ciclo di incontri Il Green Deal siamo noi, che è Bianca, che ringrazio personalmente. Buongiorno a tutti. Credo che Francesca abbia già, spiegato bene perché noi abbiamo deciso di chiamare questo ciclo Il Green Deal siamo noi. In realtà è un forte invito a sentire come nostre questa volta queste in qualche modo regole, questi provvedimenti, queste misure che l'Europa vuole mettere in campo per farci diventare il primo continente a impatto climatico zero, perché gli obiettivi del Green Deal sono quelli di diminuire, mi pare del 55%, le emissioni nette entro il 2030 e poi portarle a zero entro il 2050. Si tratta di obiettivi, molto stringenti, che devono essere raggiunti entro un certo periodo di tempo molto breve, se vogliamo in qualche modo forse non risolvere ma lenire in qualche modo i problemi a cui andiamo incontro, e quindi è un richiamo in qualche modo ad avere tempi molto rapidi nel cambiamento e anche dei cambiamenti molto sostanziali nello stile di vita e una serie di misure che dobbiamo applicare. Siamo secondo me particolarmente chiamati a partecipare, ad esempio quando dovremo andare a votare. Adesso ci sono delle elezioni molto importanti, la città di Roma, la città di Milano, o comunque affronteremo ancora dei periodi in cui siamo chiamati in prima persona ad avere un ruolo. E io ho l'impressione, ma penso sia condivisa, che la questione ambientale non sia mai riuscita a giocare un ruolo fondamentale nella scelta dei candidati che andiamo ad eleggere. Però, qui secondo me si gioca un po' tutta la partita. Poi vorrei soffermarmi invece sul titolo di oggi, che abbiamo chiamato Crisi ecologica, crisi sanitaria. È nato da un'urgenza che credo che tutti in questo momento sentiamo, di in qualche modo comprendere come si uniscono le strade, no? Questa pressione forte che sentiamo dell'ambiente, della sfida ambientale e del cambiamento climatico. Tra l'altro quest'anno c'è stata una congiuntura molto particolare di eventi, sia durante la stagione estiva sia prima, e credo che tutti condividano questa consapevolezza che queste congiunture sono sempre più forti, sempre più piene, di eventi estremi. Di unire, questa consapevolezza della crisi ecologica con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, quindi con la pandemia da Covid-19, ma anche per arrivare alla consapevolezza che la crisi climatica e la crisi ecologica stessa è una grande crisi sanitaria globale, quella più grande a cui andiamo incontro e che coinvolge tutti. Quindi oggi, per parlare di questo, delle connessioni proprio tra questi due livelli che in qualche modo anche coincidono e si sovrappongono, abbiamo chiamato
gli ospiti che abbiamo al tavolo e un altro che abbiamo in collegamento dalla Germania. Ve li presento uno a uno. Abbiamo il professor Roberto De Vogli, che è docente di salute globale e una cosa particolare che si chiama psicologia del potere. Giusto Roberto? Va esattamente tradotta così. E lo invito anche, come dire, quando inizierà il suo intervento, un po' proprio a introdurci al concetto di salute globale e psicologia del potere, perché non sono scontati, credo. Poi abbiamo Andrea Poggio, che è responsabile mobilità di Legambiente Nazionale e che ci darà una serie di dati. Cioè, leggendo il rapporto annuale di Legambiente Malaria, è il risultato che Venezia è la seconda città con la peggiore qualità dell'aria nella classifica nazionale, dopo Torino. E questa non è una cosa molto risaputa e acquisita, no? Quando si parla di Venezia di solito non si pensa mai anche alla parte che Mestre o la terraferma ha sulla città, ma soprattutto si pensa a Venezia come un posto dove si cammina, non ci sono le auto e forse l'aria è più pulita che altrove. Invece così non è, e credo che Andrea poi ce lo spiegherà bene. Dopodiché abbiamo Andrea Pozzer, che è in collegamento via Zoom dalla Germania ed è un esperto del Max Planck Institute, è proprio esperto di modellizzazione numerica dell'atmosfera, che è una cosa per me difficilissima. Comunque ci presenterà i risultati di una ricerca che in qualche modo dimostra o testimonia il fatto che nelle zone con maggiori concentrazioni di inquinanti atmosferici c'è stata anche, pare, un maggiore tasso di mortalità da Covid-19. Quindi darà, come dire, dei dettagli proprio su questa ricerca molto specifica. Alla fine concluderemo di nuovo con il professor De Vogli, che in qualche modo raccoglierà con me o con tutti noi i risultati o le conclusioni di questo incontro. Ovviamente potrete anche fare delle domande. Per normativa anti-Covid non possiamo darvi il microfono, ma magari le potete dire in sala e poi noi le ripetiamo al microfono eventualmente. Quindi lascerei la parola a Roberto De Vogli. Grazie. Posso togliermi la mascherina? Sì, puoi, perché quei cappuccetti lì sono disinfettati apposta per voi, utilizzati solo. Grazie mille. Beh, intanto grazie Bianca e grazie per l'invito oggi a questo incontro. Io sono un po' intimidito, dietro qui c'è un pezzo d'arte che è davvero incredibile. Spero di non annoiarvi troppo stasera, però il tema è importante e secondo me non è stato completamente analizzato, specialmente sui media, ma anche nel mainstream dell'accademia. Oggi cercherò di analizzare cosa hanno in comune crisi sanitaria, la pandemia Covid e la crisi ecologica e il framework, cioè la cornice concettuale, quello della salute globale, disciplina che in Italia ancora non esiste, nonostante ne parlino molto. Ok, mi sentite adesso? Ok, meglio, scusate. Sì, mi sentite adesso, perfetto. Il contesto è un po' quello dell'epidemiologia e della salute pubblica. L'epidemiologia e la salute pubblica, che già a sentire i nomi uno si annoia o si addormenta, in realtà pensatela come due sorelle. L'epidemiologia praticamente studia la distribuzione delle malattie, ma a livello di popolazione, quindi i medici non si occupano di questo, e i medici che si occupano di questo in realtà non sanno occuparsi di questo, perché si occupano delle persone individualmente. La salute pubblica invece è l'azione, sulla base dei dati, dei numeri, alcuni verranno presentati oggi. La salute pubblica si occupa di prevenire malattie, di promuovere la salute e prolungare la vita. E sono stati fatti grandi successi nella nostra società negli ultimi 50 anni. È un po' come dire l'epidemiologia fa il conto dei morti e la salute pubblica fa in modo che questi morti contino. E l'altra cosa che non ci dicono molto spesso è che quando si parla di salute è diverso dal concetto di sanità. Sanità sono gli ospedali, sono i medici, gli infermieri, le infermiere o
i medici donna. Ma la salute proviene da fattori ambientali, da fattori socio-economici, da fattori psicologici, e quindi è molto più complessa e va guardata in maniera più olistica e a diversi livelli dell'ecosistema delle persone. Poi l'approccio che userò è quello scientifico. Noi siamo bombardati ogni giorno di fake news, di notizie del video YouTube del professor X o del dottor Y o della persona che si occupa di un tema, però in realtà dovremmo sforzarci di verificare quanto questi studi o queste analisi che vengono fatte sono corroborate da evidenza scientifica solida, che è pubblicata sulle migliori riviste scientifiche a livello internazionale. La pandemia Covid, questi sono due numeri, sapete a cosa si riferiscono? Rispondo io, no. 4.715.707 sono i morti nel mondo Covid, per chi ha ancora dello scetticismo in tema, e 130.354 sono i morti causati dalla Covid in Italia, ed è una sottostima perché secondo le analisi dell'eccesso di mortalità questi morti sono oltre 185.000. Questo per essere sicuri di parlare di qualcosa di grave. Ed è sicuramente una crisi sanitaria senza precedenti dalla seconda guerra mondiale. Su questo non c'è dubbio tra gli scienziati, c'è solo dubbio tra qualcuno in TV che magari pensa di fare l'epidemiologo a tempo perso. In Inghilterra, infatti, quando hanno superato 100.000 morti, hanno, diciamo, celebrato queste vittime, cercando di utilizzare varie modalità. Il New York Times addirittura ha messo tutti i nomi delle persone che sono morte nella prima pagina del New York Times. In Italia purtroppo non ho visto ancora fare una cosa del genere, anche se dovremmo farlo a mio avviso. Pensate voi che se dovessimo dire tutti i nomi di tutte le persone che sono morte a causa della Covid in questi anno e mezzo, ci metteremmo 25 giorni a dirli tutti. Ecco, però, qua vado veloce, alcuni paesi sono riusciti a contenere la pandemia in maniera assolutamente efficace. Stiamo parlando di Giappone, Singapore, Taiwan e soprattutto la Nuova Zelanda. Sapete quanti morti Covid ha avuto la Nuova Zelanda? 27. 27 morti. Perché? Perché hanno adottato strategie di prevenzione e salute pubblica molto efficaci. La prevenzione invece noi ce la siamo dimenticata in questo paese qua. Però nel causare questi livelli di mortalità ci sono tanti fattori. Infatti per capire la salute di una popolazione non basta uno o più fattori, è una lunga costellazione di fattori che causa un tipo di vulnerabilità alle malattie. Infatti i fattori che spiegano perché alcuni paesi hanno più decessi di altri includono l'età media, ovviamente, la densità demografica, la percentuale di popolazione in case di riposo, la comorbidità nella popolazione, la precedente esposizione a pandemie simili, proprio perché alcuni paesi erano pronti, quindi sono riusciti ad aggredire la pandemia in maniera più efficace. E poi la posizione geografica, essere un'isola facilita le cose, la temperatura e l'umidità e l'inquinamento dell'aria, che poi vedremo in questa presentazione da parte di Andrea Pozzer, e le condizioni socio-economiche. L'altra cosa che però è importante è imparare errori da questa pandemia. Imparare dagli errori di questa pandemia per cercare di non ripeterli in futuro. E una domanda che sorge spontanea è: come possiamo prevenire pandemie in futuro? Molti hanno descritto questa pandemia come un cigno nero.
nel senso che il Cigno Nero che cos'è? È un evento estremamente straordinario, imprevisto, che non si poteva anticipare. In realtà, se andiamo a intervistare gli scienziati che si sono occupati di queste malattie, è un cigno bianco. Ascoltate David Quammen su questo libro Spillover. Non c'è alcun motivo di credere che l'AIDS rimarrà l'unico disastro globale della nostra epoca causato da uno strano microbo saltato fuori da un animale. Qualche Cassandra ben informata parla addirittura del prossimo grande evento come di un fatto inevitabile, cioè una pandemia. Sarà causata da un virus? Si manifesterà nella foresta pluviale o in un mercato cittadino della Cina meridionale? Wow! Frate indovino non sapeva fare meglio. Ecco che volevo partire per cercare di farvi capire le connessioni tra pandemia e crisi climatica da un report delle Nazioni Unite, del programma per l'ambiente, intitolato Prevenire la prossima pandemia, come prepararsi alla prossima pandemia, perché le cause che hanno causato la pandemia, sapete che l'origine del virus è ancora un po' dibattuto, però la maggior parte delle persone credono che sia di origine naturale, degli scienziati, scusate, credono che sia di origine naturale. Tra gli indiziati ci sono i pipistrelli, il povero pangolino, non so se avete mai visto, è fantastico, un animaletto davvero carino, e quindi gli scienziati parlano dell'ipotesi naturale del virus, ma se andiamo a vedere le cause della pandemia non c'è niente di naturale in queste cause. Aumento della domanda di proteine animali, rapida crescita della popolazione, industrializzazione e intensificazione della produzione animale, deforestazione, aumento del consumo e dello sfruttamento di fauna selvatica, urbanizzazione e utilizzo insostenibile delle risorse naturali, viaggi e trasporti e cambiamento climatico. Ecco che qui il cambiamento climatico praticamente c'entra con la pandemia Covid. Intanto c'entra perché in uno studio pubblicato, credo quest'anno o lo scorso anno, si è visto che il cambiamento climatico crea delle condizioni favorevoli alla proliferazione di questi animali selvatici pipistrelli che sembrano essere indiziati in questo spillover. Sapete che il 60% delle malattie infettive emergenti, queste pandemie, deriva appunto da questi tipi di animali. E qui questo è un grafico che mostra come la deforestazione e il rischio pandemico aumentino a braccetto. Inoltre la produzione animale industrializzata è associata alla produzione industrializzata di patogeni, cioè mettendo assieme tutti gli animali in questi allevamenti intensivi aumentano i rischi pandemici. E la crisi ecologica. La crisi ecologica è ancora più grave di quella pandemica, purtroppo. Infatti il Lancet, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli del mondo, dice che il cambiamento climatico è la minaccia numero 1 alla salute globale e si prevedono numerosi centinaia di migliaia di morti da qui al 2050 se il cambiamento climatico non viene in qualche modo fermato. Inoltre potrebbe causare addirittura il collasso della civiltà moderna, secondo vari studiosi. In questo studio pubblicato su The Proceedings of National Academy of Science, addirittura questi autori qua dicono che abbiamo una probabilità su 20 di avere un risultato catastrofico dal cambiamento climatico. Gli autori fanno un interessante paragone, dicono se avessimo una probabilità su 20 di prendere un aereo che cade, ci manderemo i nostri figli? È una bella provocazione. Ecco perché sapete la maggior parte delle estinzioni di massa nella storia dell'uomo sono state causate proprio dal cambiamento climatico. E in un survey che sarà pubblicato a breve su Lancet, le nuove generazioni dicono proprio che il futuro è molto preoccupante per loro. Quindi il rischio tra l'altro gli scienziati parlano di una soglia di non ritorno di cambiamento climatico, cioè una soglia dove
se viene superata questa soglia poi è difficile tornare indietro, perché si innescano dei meccanismi chiamati feedback positivi che non ci consentono di tornare indietro. Quindi è davvero urgente riuscire a rimanere sotto 2 gradi centigradi di incremento di temperatura dal livello preindustriale, e adesso siamo, non dico vicini, ma siamo sulla buona strada per superarli tra poco. Quindi cosa fare? Abbiamo tutta una serie di comportamenti e politiche che possiamo adottare. Però prima di entrare su questo argomento vorrei sentire i colleghi che parleranno appunto del ruolo, da una parte, dell'inquinamento nell'aver favorito la pandemia, e dall'altra abbiamo qui Andrea Poggio di Legambiente, che ci parlerà un po' della qualità dell'aria e della mobilità in Nord Italia e anche qui a Venezia, dove magari molti di voi vivono. E quindi grazie intanto. Grazie mille, buongiorno, sono Andrea Poggio, sono responsabile mobilità e stile di vita in Legambiente. Però oggi vi parlerò di inquinamento dell'aria e di un lavoro che abbiamo fatto insieme ad altri miei colleghi, metà volontari, metà come me dello staff di Legambiente Nazionale, perché abbiamo voluto indagare ultimamente questo tema della qualità dell'aria, perché secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'inquinamento atmosferico è il maggiore rischio ambientale per la salute del mondo, come rischio esterno ovviamente, no? Non di malattie e di conseguenze dell'invecchiamento della popolazione. Sono 6 milioni e mezzo all'anno i casi di decessi prematuri, di mortalità anticipata dovuta all'inquinamento dell'aria. Avete visto prima i dati del Covid, è la peggiore pandemia? Ebbene, l'inquinamento dell'aria è peggio del Covid, anche nell'anno del Covid. Poi non tutti gli anni c'è il Covid, ovviamente ci sono altre malattie, per carità, di qualche cosa dobbiamo morire, dicono i dottori. Scusate se la metto giù un po' allegra, perché altrimenti parlare di queste cose diventa una noia mortale, però dobbiamo sapere che l'inquinamento dell'aria è una delle cause primarie, forse altrettanto importante appunto di una pandemia come quella che ci è capitata. Ma in Italia no, perché qui stiamo parlando delle popolazioni del mondo, dei bambini che vivono nelle capanne dove magari si cucina con lo sterco animale. Guardate che è molto frequente, I maggiori casi di inquinamento dell'aria del mondo sono all'interno delle abitazioni, soprattutto se queste abitazioni sono di famiglie povere. La stima che fa l'Agenzia Europea per l'Ambiente per la mortalità da inquinamento atmosferico in Italia è di circa 40.000 decessi prematuri solo a causa del particolato fine. Sapete, no? C'è il PM10, il PM2,5, il PM2,5 è peggio del PM10, però quando ti misurano il PM10 c'è dentro il PM2,5, quindi alla fine le due cose per l'Italia un pochettino si associano, più altri a causa dell'ozono, che è un inquinamento prevalentemente estivo, a causa del biossido d'azoto, che è un inquinamento dovuto soprattutto ai motori diesel e un pochino anche ai nitrati in agricoltura. Insomma, alla fine una roba da 50.000 decessi prematuri all'anno, quindi vuol dire 100.000 all'anno, 130.000 del Covid. In oltre un anno siamo sullo stesso ordine di grandezza. Ce n'è da dire che l'inquinamento dell'aria è un'emergenza che va affrontata. Io non sto dicendo, appunto vi dicevo prima, di qualche cosa dobbiamo pur morire, no? Non è che possiamo, però lottare contro le cause che ci ammalano, che ci fanno venire le malattie, è
Quali sono le conseguenze dell'inquinamento atmosferico? D'abitudine si pensa ai tumori. No, non è necessariamente così, anzi, la causa primaria dell'inquinamento atmosferico che conosciamo, moderno, più diffuso, quello del particolato piuttosto che dagli NOx, sono le malattie cardiocircolatorie, ma poi ovviamente ci sono altre patologie associate. Le cause sono molteplici. Quando abbiamo iniziato a occuparci dell'inquinamento atmosferico era soprattutto delle città ed era soprattutto il riscaldamento. Mi ricordo quando ero molto giovane a Milano, siamo nel 1966, prima legge antismog dell'Italia, il problema era l'inquinamento provocato dalle caldaie a nafta addirittura, no? Quelle cose che adesso si usano soltanto nelle navi, nelle grandi navi che arrivano qui a Venezia e entrano dentro anche nei canali pur di farsi vedere in qualche modo. Adesso più, finalmente, era ora. Noi invece la nafta l'abbiamo tolta alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70 in Italia dai riscaldamenti, ma poi, come vedete, le concause, oltre alle navi e alle abitazioni, sono ovviamente l'industria, l'agricoltura non trascurabile, soprattutto quello degli allevamenti intensivi e dei fertilizzanti azotati, e ovviamente moltissimo il traffico nelle città. È diventato prevalente dopo il riscaldamento l'inquinamento da traffico, però la composizione di tutte queste cose che fa sì che in pianura padana, Venezia inclusa, si formino delle condizioni atmosferiche, in questo caso il cambiamento climatico ha influito poco, la sfiga del clima ce l'avevamo già prima, perché si formano delle condizioni in cui l'atmosfera rimane stagnante e noi respiriamo l'inquinamento anche di giorni prima. Ecco perché ogni tanto ci arriva la delusione che come abbiamo bloccato il traffico c'è ancora l'inquinamento. Sì, siccome per i 15 giorni prima è inquinato, che tu puoi bloccare tutto quello che vuoi, ma nel frattempo ti respiri, anzi nell'atmosfera si è formato una miscela tale di inquinanti che, stando lì mischiandosi tra di loro, ne hanno creati di nuovi, no? Infatti si parla di particolato secondario, cioè non quello che viene emesso dai tubi di scappamento piuttosto che dai camini delle auto, ma siccome quell'inquinamento era nell'aria si è ricomposto, si è rimiscelato. Adesso scusate, la metto giù un po' semplice, no? Non voglio fare l'ingegnere, ma in maniera semplice, credo, onestamente descritto, è questo che succede. E allora cosa ci ha detto l'Europa? Per tutte queste situazioni, perché non siamo gli unici in Europa ad avere l'inquinamento e non siamo gli unici in Europa ad avere queste condizioni climatiche difficoltose. L'Europa ha detto: benissimo, mettiamoci d'accordo tutti insieme per non farci la concorrenza, perché se io fisso dei limiti più alti in uno Stato e più bassi nell'altro, un po' quello che succede oggi con la Cina, no? Loro inquinano di più e quindi vado a fare là i prodotti. E allora, per evitare la concorrenza, cerchiamo di mettersi d'accordo su uno standard di inquinamento uguale da tutte le parti e dobbiamo darci da fare per ridurlo. Ci sono dei valori limite e dei valori obiettivo. Perché questa differenza? È perché se noi volessimo arrivare immediatamente tutti quanti a avere una qualità dell'aria che permette di ammalarci molto poco, non ce la faremo. In molte situazioni d'Europa siamo molto più inquinati e allora l'Europa ha detto: cominciamo a fissare dei livelli limite. Quelli bisogna fare delle politiche per ridurre immediatamente l'inquinamento, perché lì è particolarmente grave, c'è un rischio sanitario elevato come quello di cui vi parlavo prima, quindi dovete intervenire prontamente, ma sappiate che a lungo termine dobbiamo arrivare a dei valori obiettivo, quindi appena ci sono le condizioni economiche e tecnologiche dobbiamo ridurlo ulteriormente. Come dire,
anche se costa caro, il valore limite deve essere rispettato il più velocemente possibile. Perché? Perché è un fattore di rischio importante, soprattutto per le giovani generazioni. Chi viene sottoposto per tanti anni all'inquinamento ha un accorciamento della durata di vita maggiore, quindi è per i nostri figli che dobbiamo ridurre, anche se questo ci costa, mentre il valore obiettivo prendiamocela pure con un po' più di comodo. Solo che queste cose l'Europa le ha scritte già negli anni 90, poi le ha riscritte in maniera così forte e importante all'inizio degli anni 2000. Questi sono limiti, ve li faccio vedere, europei entrati in vigore nel 2007. Nel 2007 ci dicevano valori UE 25 microgrammi al metro cubo di media annua per il PM2,5 e 40 per il PM10. Vedete che prima ci sono i valori OMS che sono meno della metà. Quelli sono i valori significativi dal punto di vista sanitario, non che al di sotto non ci succeda qualche cosa, però insomma al di sotto si sta abbastanza bene. Dopo ci si comincia a ammalare. L'Europa dice almeno il doppio di quando si inizia ad ammalarci, quello è il valore limite al quale devi rimanere. Qual è la popolazione europea nel 2017, queste qui sono stime in quegli anni, sottoposti a questi livelli di inquinamento? Vedete che i valori europei, la prima colonna scritta in francese, limiti valori obiettivo per l'Europa, vedete che il PM10 per esempio, il 17-30% della popolazione delle città europee è sottoposto a un livello più alto del limite massimo europeo. Ma se andate a vedere i valori dell'OMS, cioè i valori oltre i quali ci si comincia a ammalare, vedete che c'è il 60-80% della popolazione europea che è al di sopra di questi limiti. Ebbene, sappiate che l'anno prossimo l'Europa si accinge a fare una nuova direttiva e dice: siccome la gran parte dei paesi sono già rientrati nei valori limite europei, dobbiamo dimezzare l'inquinamento, ridurre l'inquinamento entro il 2030 del 55%. Ovviamente hanno preso il 55 perché è lo stesso del clima, così uno se lo ricorda bene che quello è l'obiettivo. Cari i miei politici, ricordatevelo bene. La situazione dell'Italia è che abbiamo ancora molte città, soprattutto in pianura padana, anche Venezia, che sono ancora sottoposti a un limite, a un valore di inquinamento che oltrepassano il limite europeo. Quindi siamo fuori legge da almeno 10-15 anni dal punto di vista dell'Europa. Dovevate fare dei piani che, anche se costavano, vi diamo i soldi piuttosto per farli, riuscite almeno a ridurre. Non ce l'abbiamo fatta e mo ce la dimezzano. Questa è la situazione dell'inquinamento in Europa. Come vedete sta peggio di noi la Polonia, sta peggio di noi l'Ungheria, stanno uguali a noi anche Parigi, Londra, l'Olanda in qualche posizione, eccetera, eccetera, ma insomma non siamo messi male, soprattutto in pianura padana. Vedete la macchiettina rossa della pianura padana? Tant'è vero che dopo 4 anni di discussione con l'Italia che si è difesa con l'avvocatura dello Stato, eccetera, eccetera, la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia per inquinamento da PM10. Alla Corte di Giustizia europea esistono altre 2 procedure di infrazione sugli altri 2 parametri di inquinamento della qualità dell'aria, il PM2,5 e gli ossidi di azoto. Di fronte a questa situazione che è arrivata alla condanna, cosa ha fatto? Perché l'Italia è stata condannata? Perché ha fatto i piani, con un po' di ritardo, perché i piani ancora nel 2010 non erano scritti, poi dopo ancora nel 2017, cioè 10 anni dopo la direttiva, soltanto 3
regioni l'avevano fatta, gli altri la stavano facendo, alcune erano sottoposte ai ricorsi al tribunale amministrativo, insomma un gran rebelotto. Poi dopo aver scritto i piani abbiamo fatto molto poco. E l'Europa dice: guardate che i piani non servono perché hai fatto i piani e allora non ti do più la multa. I piani hanno un obiettivo e o raggiungono l'obiettivo oppure avete sbagliato i piani. Non è che fare ammuina. Prego. No, una curiosità, scusi, su questo. Ho letto da qualche parte, se mi sbaglio, che l'aumento delle bollette è proprio inerente a questo, cioè sono le multe dell'Europa alle infrazioni dell'Italia e l'Italia si appresta con questi aumenti a fronteggiare la spesa. Non so se ho letto, non c'entra. No, non è esatto. Scusate, ripeto un attimo la domanda per la registrazione, se no poi non si sente. Mi pare che la signora abbia chiesto se gli aumenti delle bollette di cui si sta parlando molto in questi giorni riguardano anche un ricaro che può derivare dalle multe che arrivano dall'Europa, giusto? Sì. Non è completamente esatto. Ci sono delle inadempienze dell'Italia che pesano sulle bollette. Aver fatto troppe poche rinnovabili, soprattutto negli ultimi anni, pesa sulle bollette, perché nonostante quello che si racconta, le rinnovabili sulle bollette pesano meno in questo momento, soprattutto del prezzo del petrolio e del metano. Per cui se noi facevamo tutto quello che abbiamo promesso all'Europa di energie rinnovabili, oggi avremmo un aumento della bolletta più contenuto. Ma le multe europee vengono pagate in un altro modo. In realtà cosa fa l'Europa? Siccome ti dà dei soldi in fondi, soprattutto alle regioni, ma anche attraverso lo Stato per vari obiettivi, te le detrae nel momento in cui te le deve dare. E la stessa cosa fa un po' lo Stato nei confronti delle regioni. Cioè, io ti dovevo dare Regione Veneto X, siccome tu sei inadempiente per alcune cose, te ne do un po' meno. Dopo ve lo spiego perché è interessante. Cosa significa nel più breve possibile? Individuare le misure possibili, quindi non le misure economiche, facili, eccetera, tutte le misure possibili per migliorare la qualità dell'aria. Devi descrivere in maniera dettagliata le misure adottate nel piano. Non, no, ho fatto qualche cosa, no, devi dirmi esattamente che cosa fai. Limiti la circolazione, faccio in modo che si abbassino i gradi di riscaldamento, che nessuno vada oltre i 20 gradi. Sì, però l'hai controllato che è così, perché devi farmi vedere se l'hai fatto davvero così, a cominciare dagli uffici pubblici, perché io mi ricordo che sono andato con il mio termometro a vedere quanto era caldo l'ufficio del sindaco e l'ufficio del presidente della regione, e le ho beccate in castagna. Siccome ero con la RAI, allora hanno abbassato subito. Il calendario d'attuazione, dimmi i tempi in cui fai queste robe, non le farò e poi dopo al momento di farle rinvio. La valutazione dell'impatto stimato. Penso che quella misura lì diminuisca l'inquinamento. No, devi dirmi, abbatterà del 10%, dopo lo vai a misurare e se non ha abbassato il 10% vuol dire che era sbagliata la misura, devi rifare il piano. Insomma, nei piani italiani mancava la responsabilità. Ho scritto che facevo delle cose. Poi chi le faceva quelle cose? Come le faceva quelle cose? Hanno avuto un risultato quelle cose che hai fatto? Quando l'hai fatto? No, perché poi al momento buono protesta dei commercianti, deroga di qui, deroga di là, eccetera, eccetera. Adesso non voglio farla troppo. Allora, che cosa abbiamo fatto in questa edizione speciale del nostro dossier? Perché noi in malaria normalmente lo facciamo a gennaio, con i dati dell'anno di inquinamento. Solo che questa volta abbiamo detto, oh ragazzi, l'Italia è stata condannata per il PM10 il 10 di novembre del 2020. Ha promesso delle cose da fare subito, prima di essere, perché sperava di non essere condannata, prima della condanna, e non l'ha fatta. Poi ha fatto altre promesse immediatamente dopo per interrompere la procedura, perché l'Europa deve tornare e cercare di
misurare la quantità di multa in funzione della quantità di errori che hai fatto nella pianificazione. Ha promesso delle cose a gennaio e se andate a vedere che cosa ha promesso. Se queste promesse non vengono mantenute, cosa succede? Se l'Italia supera ancora i livelli di inquinamento, e li ha già superati, e non sta dimostrando di fare granché, si stabilisce la quantità di multa e poi la devi pagare. Quanto è questa multa? La stima che fanno le regioni, che gli è venuta un po' di strizza, per andare al governo a dire aiutami a fare allo svelto un po' di cose, è tra 1,5 miliardi e 2,3 miliardi, cioè di più dei soldi che abbiamo chiesto col PNRR all'Europa per migliorare la qualità dell'aria. Allora forse ci conviene fare qualche... Ecco perché il nostro dossier si chiama i costi dell'immobilismo. L'Italia non sta facendo niente e rischia di pagare carissimo, non solo con i suoi 50.000 morti prematuri da inquinamento, ma anche con gli sgei, come dite voi. Ecco la prima misura che si doveva adottare in tutta la pianura padana, o almeno in tutte le città della pianura padana. Il blocco della circolazione degli Euro 4 almeno nelle città con più di 30.000 abitanti. Questa misura non riguarda i vaporetti e i mezzi che circolano nella navigazione. Io mi domando perché. Guardate che adesso c'è il salone nautico a Genova e una delle cose che va di più sono le nuove barche a energia elettrica, che per di più fanno anche meno onde, oltre che molto meno rumore e molto meno inquinamento. L'unica regione che ha fatto qualche cosa è la regione Emilia-Romagna. Vedete in verde le cose che sono state fatte, vedete quanti orari sono i numeri verdi. Estensione dello spandimento dei liquami zootecnici quando siamo in emergenza, divieto di combustione nelle stufe a legna sotto le 4 stelle, cioè quelle che inquinano di più, abbassamento di 1 grado del riscaldamento, però non basta dire abbassamento di 1 grado del riscaldamento quando c'è, devi anche fare i controlli. Quando si va a vedere potenzialmente dei controlli, l'unica è la regione Emilia-Romagna, che per il controllo del traffico stradale, cioè la circolazione dei veicoli che non dovevano circolare, ha imposto ai vari comuni una certa quantità di controlli. Il comune di Bologna deve farne almeno 1.500 perché è più grosso. Tutte le altre regioni si sono ben guardati da indicare ai comuni e magari contribuire alle spese, perché devi avere i vigili urbani che vanno in giro a fare i controlli, quindi non è e così via. Adesso non voglio fare, qui è l'elenco delle misure permanenti per tutta la stagione invernale. Vedete che anche il governo non fa delle cose. Il governo dovrebbe limitare la velocità autostradale a 110 all'ora, perché se vai a più di 110 all'ora emetti molto più inquinamento. Pensate che questa misura si fa in Francia, anche d'estate per l'ozono, si fa in Svizzera, addirittura in Svizzera al limite di velocità 85 all'ora, si fa in Austria, si fa in Slovenia, in Italia no, non si deve toccare la velocità autostradale, perché ci sono un po' di partiti che vorrebbero addirittura portarla a 140 all'ora. Siamo un paese delle montagne, ma è così. E allora, preoccupazione dei politici, l'hanno promesso questa volta all'Europa, subito, lo faccio subito, e non l'hanno fatto. Che cosa hanno fatto? Hanno il divieto di vendita, di installazione di combustori di biomasse inquinanti. Non posso mettere le stufe a pellet nelle zone di pianura. Contemporaneamente cosa fa lo Stato? Ti dai contributi del risparmio energetico anche per la stufa a legna che inquina. Infatti una delle misure promesse dallo Stato, lo toglierò, non le ha tolte, no? E così via. E queste qui sono le misure di formazione e informazione, quindi mamma mia, sono gratis. Coinvolgi gli installatori di energie rinnovabili, coinvolgi gli installatori di caldaie, insegnagli a fare bene il loro mestiere. Alcuni hanno chiesto i soldi dallo Stato e hanno speso per farle. Soprattutto che cos'è che hanno fatto? Hanno dato i bonus auto a tutti.
Peccato che l'hanno dati non solo alle auto che non inquinano, ma anche alle auto che inquinano oltre i limiti europei. Il limite europeo quanto è? 95 grammi di CO2 di emissioni. Tutti quanti, salvo Regione Emilia Romagna, hanno dato i soldi per le auto fino a 135 grammi, anche il governo, il bonus auto è fino a 135 grammi. Cosa ha fatto la Regione Lombardia? Noi milanesi siamo un po' bauscia, no? Quindi dovevamo spararla più grossa, fino a 145 grammi. E stiamo spendendo i soldi, siccome l'Europa non è scema, i soldi per queste robe non ce l'ha già, invece di mettere questi soldi nel PNRR l'abbiamo messo nel fondo complementare che dipende dallo Stato italiano, il che vuol dire che hanno fatto debito pubblico. Dovete saperlo, hanno usato i vostri soldi per finanziare la Jeep nuova a quelli che volevano farlo, dicendo che disinquinavano l'aria. Sappiate che poi dopo dovranno dare altri bonus per farci vendere la Jeepona inquinante tra 10 anni e farci comprare un'altra auto di un altro tipo. Queste sono le misure che lo Stato italiano, il governo ha detto che doveva fare. Alcune ve l'ho già lette prima, queste qui sono altre, non voglio farla troppo lunga, ma c'è Andrea, tutto. scusa se no, io non ti fermerei mai perché trovo tutto molto... Devo un attimo poi dare la parola al nostro... Sì, come dire, chiudo velocemente. No, alla fine dopo casomai ti diamo anche altro tempo dopo perché è molto interessante se ci sono altri dati. Ho finito questa fase, quindi dopo facciamo la chiacchierata e vi aggiungo le altre cose se volete. Conclusione: la Regione Lombardia ha attuato compiutamente 2 delle 21 misure che aveva promessa. Il governo italiano 3, la Regione Piemonte 5. Siete un po' più bravi. In Veneto e in Emilia Romagna 8 su 21. La media però mi sa che, e qui concludo davvero, ci meritiamo la multa. L'abbiamo chiesto agli italiani, dice: cari italiani, sapete che c'è una sentenza di condanna dell'Italia per l'inquinamento? Una minoranza lo sa, non molti, ma il 70%, 77%, anche quelli che non lo sapevano, appena l'hanno saputo dicono: ci meritiamo la condanna perché si sarebbe potuto fare di più. Chi sono i colpevoli di questa situazione? Per l'80% il governo, per il 70% i presidenti di regione, poi vengono i cittadini e i sindaci. Sì, perché siamo anche noi cittadini e i sindaci sono salvati. Perché? Beh, perché, questo è un sondaggio nazionale, un po' di sindaci si sono dati da fare e i cittadini questa percezione ce l'hanno e quindi noi e i sindaci siamo abbastanza colpevoli anche noi perché, insomma, diciamo la verità, ne abbiamo un pochettino approfittato di questa situazione, ma non c'è dubbio che il governo e i presidenti delle regioni dovevano fare delle cose e sono colpevoli del fatto che oggi siamo non solo inquinati e quindi ci ammaliamo per inquinamento, ma per di più multati, perché guardate che se questi soldi vengono chiesti all'Italia, poi sono soldi in meno per tutti, Quindi sono soldi delle nostre tasse alla fine della fiera. Quindi stanno multando noi per colpa dei loro signori. Grazie mille Andrea, no, mi è dispiaciuto moltissimo interromperti perché in realtà... no, come dire, sono cose molto interessanti e soprattutto che abbiamo bisogno di sapere. Tra l'altro io credo che forse il pubblico abbia delle domande, io ne ho, magari le facciamo dopo. Una te la premetto già, perché è una che mi faccio da sempre, cioè da quando ho iniziato a fare giornalismo in campo ambientale, mi sono sempre chiesta: ma chi può essere il vero intermediario dell'informazione? No? Cioè da una parte c'è tutta questa urgenza, si sanno, o comunque... qualcuno sa queste cose e da una parte c'è appunto questa cittadinanza che in qualche modo lascia fare, quindi è complice, no? E un po' non sa, un po' è complice. Quindi mi sono sempre chiesta chi era il giusto intermediario dell'informazione. Tu prima hai parlato del fatto che l'inquinamento dell'aria causa dei problemi molto specifici, ad esempio malattie cardiocircolatorie. Quindi la prima domanda che a me è sempre venuta: ma i medici? Cioè tutta la classe dei medici o comunque anche di alcuni specialisti, i cardiologi,
perché non hanno mai preso in carico questo tipo di ruolo, cioè proprio di intermediari dell'informazione nei confronti della cittadinanza, nel senso che io conosco anche dei medici, dei cardiologi, dei primari, ma quando tu gli parli dei problemi cardiocircolatori creati dall'inquinamento dell'aria in pianura padana dove abitiamo noi, cadono dal pero, cioè come dire, no? Dicono ma non lo so, ma sì, cioè, c'è sempre questa formazione un po' che forse poi Roberto può spiegarci meglio, cioè come dire molto settoriale e che non permette a questa classe, ad esempio a questi professionisti, di poter essere reali intermediari attivi nei confronti della cittadinanza, che invece potrebbero rivestire un ruolo chiave, cioè avrebbero sempre potuto farlo, ma anche adesso con la pandemia in realtà per alcuni aspetti gli ordini dei medici o altri sono rimasti nella retrovia, no? Si è visto di più un dialogo fra cittadinanza che contesta o che approva e un governo che propone o un comitato tecnico-scientifico che propone, ma si è visto poco, come dire, appunto la presenza di alcune classi professionali. Non parliamo dei giornalisti, perché, come dire, sull'informazione che lì ci sarebbe tutto un discorso da fare. Per cui, no, ecco, volevo anche chiederti, ma casomai ne parliamo dopo, se Legambiente o altri hanno mai pensato al ruolo dei medici in questo campo. Volevo chiamare invece il nostro Andrea Pozzer da Mainz, da Magonza. Eccolo qua. Ciao Andrea, benvenuto. Salve a tutti, mi sentite? Scusa Andrea, puoi dargli... ingrandire lo schermo, forse, di Andrea Pozzer. Benvenuto, ecco, come vi ho detto prima, Andrea Pozzer è un esperto del Max Planck Institute, è italiano ma lavora in Germania, a Magonza, nella parte del Max Planck Institute for Chemistry. E Andrea è autore di questa ricerca, come dire, specifica sui legami tra inquinamento dell'aria e mortalità da pandemia Covid. Prego Andrea. Grazie mille, spero che mi sentiate, tutto bene. Sarò molto breve dato che mi è stato chiesto di fare un intervento particolarmente, diciamo, settoriale. Innanzitutto vorrei ringraziare Andrea Poggio per le informazioni, dato che così mi evita dover spiegare molte cose, dato che ha già, diciamo, introdotto il 90% delle cose che volevo dire sull'inquinamento in Italia. Diciamo che tutta la ricerca, questo tema che volevo affrontare oggi è dovuto al fatto che durante la pandemia di coronavirus sono apparsi degli articoli in cui dicevano perché in Italia e perché a Bergamo c'è stata una mortalità molto elevata rispetto ad altre zone italiane, e alcuni hanno ipotizzato la possibilità che l'inquinamento potesse avere un'influenza sulla mortalità del coronavirus. Non è basato a caso, dato che, come è stato detto, sia il PM2.5 che il cosiddetto SARS-CoV-2, il Covid-19, provocano entrambi disfunzioni vascolari. Specificatamente si dice vascolari endoteliali, cioè dei tessuti dei vasi sanguigni. Hanno lo stress ossidativo e hanno delle risposte immunitarie infiammatorie. Sostanzialmente si è visto che sia il coronavirus che l'inquinamento atmosferico creano più o meno gli stessi effetti. Quindi è facile ipotizzare che il coronavirus può aggravare delle disfunzioni vascolari che erano già precedenti. Nel senso che se uno vive in una zona ad alto inquinamento, una volta che ha già dei problemi, delle malattie precedenti, il coronavirus non fa altro che esacerbare queste malattie e sostanzialmente portare anche a un'elevata mortalità in queste zone. E quindi avevamo un'idea di studiare questo fenomeno. Ci è venuto in aiuto una ricerca fatta in America anche da un'italiana, Francesca Dominici, un'altra ricercatrice che ha molto successo all'estero, e in questo caso hanno studiato con un metodo epidemiologico la connessione che c'è fra il particolato fine, questo PM2.5 che Andrea ha spiegato prima, e la mortalità. Per farla breve, hanno sostanzialmente fatto uno studio statistico su quante morti sono avvenute quando c'erano un inquinamento elevato rispetto ad altre morti quando c'è un inquinamento. E hanno
cancellato tutta l'influenza dovuta a possibilità di fumo, di diverse abitudini alimentari, insomma un lavoraccio dal punto di vista statistico, e hanno calcolato, e questa è una cosa importante, che un incremento di 1 microgrammo per metro cubo in PM2.5 di particolato fine è associato con un incremento dell'8% della mortalità da coronavirus. Questo vuol dire che, diciamo, se noi passiamo da 10 a 11 microgrammi per metro cubo, cosa che può capitare facilmente, abbiamo la possibilità, abbiamo un 8% in più di possibilità di morire se prendiamo ovviamente il coronavirus, se prendiamo un'infezione da coronavirus. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente estrapolato tutti questi dati. Lì c'è stato un lavoro anche di confronto con altri studi epidemiologici della SARS per valutare questi valori. Diciamo, andiamo direttamente alle conclusioni. Abbiamo estrapolato questo valore a livello globale, basandosi su misure tra satelliti, modelli numerici, misurazioni locali di inquinamento di particolato fine. E come risultato andiamo direttamente alla parte divertente di tutto il lavoro. Spero che riusciate a vedere questa immagine. È la percentuale di mortalità di coronavirus attribuibile all'inquinamento atmosferico da tutte le sorgenti naturali e antropogeniche. Questo vuol dire che a livello globale andiamo in Europa, andiamo direi generalmente tra il 25 e il 35% di mortalità dovuta al coronavirus era evitabile se non ci fosse stato inquinamento. Questo è quello che dice il grafico. Qui dice quale mortalità di coronavirus si sarebbe potuto evitare se non ci fosse stato inquinamento. Ora, ricordando i numeri che erano stati dati all'inizio riguardo alla mortalità di coronavirus, che se ricordo bene erano all'incirca sui 300.000 in Italia, 370.000, stiamo parlando per l'Italia un buon 20-30%, quindi quasi 90.000 persone solo si sarebbero potuto salvare con un inquinamento minore, l'inquinamento atmosferico, diciamo, ridotto. Questo parla solo di influenza di effetto sul coronavirus. Ovviamente la mortalità dovuta all'inquinamento atmosferico è rimasta costantemente, quindi quella è, diciamo così, extra. Da questo grafico si possono notare che ovviamente le zone più inquinate sono anche le zone, in questo caso, dove c'è la cosiddetta dust belt, dove c'è molta desertico, dove ovviamente l'inquinamento atmosferico è elevato. Ma questo inquinamento atmosferico in molti casi è dovuto a una cosa naturale, non è dovuta a un inquinamento artificiale. Altro caso, per esempio, invece è qui a nord, in Cina, nord dell'India, dove qui l'inquinamento artificiale invece ha un impatto diverso, è molto più elevato. Abbiamo quindi estrapolato tutti questi dati per vedere qual era la percentuale di mortalità di coronavirus che si sarebbe potuta evitare eliminando l'inquinamento antropogenico, cioè eliminando tutte le forme di inquinamento artificiale. Ovviamente non possiamo bloccare i deserti da emettere, diciamo, queste tempeste di sabbia, ma possiamo bloccare, diciamo così, le emissioni delle auto, delle industrie e così via. Il risultato, questa è la percentuale di mortalità di coronavirus attribuibile all'inquinamento atmosferico, particolato fine, dalle sorgenti antropogeniche, cioè dall'inquinamento atmosferico umano. Come si vede, abbiamo il grande vincitore, che ovviamente è la Cina, dove sono concentrati, diciamo, gli inquinamenti maggiori dal punto di vista atmosferico, in cui addirittura il 25-30% della mortalità di coronavirus poteva essere evitata, mentre in Europa andiamo all'incirca tra il 20 e il 25%. Posso dare alcuni numeri così a caso, diciamo che sull'Europa stiamo parlando del 20%, 19%.
In Nord America stiamo parlando all'incirca mediamente del 17%, mentre in Asia stiamo parlando del 27%. E globalmente avremmo potuto ridurre del 15% la mortalità. Ora, questo studio basato su delle misure fatte in Europa sono vere, valide in altri posti? Nel frattempo, questo studio che abbiamo fatto è stato pubblicato l'anno scorso. Nel frattempo, all'inizio di quest'anno, è apparso un altro studio che ha studiato solamente l'effetto in Italia dell'inquinamento rispetto al coronavirus e ha fatto vedere che in Italia un aumento di 1 microgrammo per metro cubo è associato a un incremento del 9%. Quindi molto, molto in sintonia con i dati che abbiamo usato noi. Quindi sì, possiamo dire che a livello globale questo è un valore che è stabile e che è stato confermato da vari altri studi. Quindi sarò molto breve perché diciamo che non vorrei tediarvi con dettagli inutili, ma una cosa importante che forse non è stata sottolineata anche molto, ma all'inizio è stata più o meno detta, è che la pandemia ora sta rallentando grazie ai vaccini e probabilmente prima della fine raggiungeremo l'immunità di gregge. Nonostante questo, vorrei dire che non esistono vaccini contro l'inquinamento atmosferico. Quindi quando la pandemia sarà passata, la mortalità dovuta all'inquinamento atmosferico rimarrà. E come ho fatto vedere prima, stiamo parlando di numeri veramente drammatici. E non è una cosa che si può fare a livello solamente locale, ma deve essere fatta a livello nazionale, a livello internazionale, quindi anche a livello europeo. E quindi, come ha detto Andrea prima, è molto importante che ci sia un movimento in questa direzione da parte di tutti i componenti, non solo a livello personale, ma anche a livello politico e a livello di tutti i componenti della società. E con questo direi che ho già concluso l'intervento. Grazie mille Andrea. Qua abbiamo un Andrea Pozzer e un Andrea Poggio, quindi come dire sono molto... Può esserci un po' di overlap. Sì. Beh, andiamo d'accordo però. Sì, infatti ho visto che, come dire, è un mix, no? È un'unione di pezzi di un puzzle che in effetti io quando vi ho scelto, come dire, mi sembra che formino un insieme molto efficace. No, un po' come dire, ti rilancio un po' questa domanda, commento che avevo fatto sui medici, a cui forse puoi rispondere rapidamente. Poi inviterei Roberto De Vogli a, in qualche modo, sicuramente hai dei commenti da fare, come dire, o delle connessioni anche tu da mettere in evidenza o da raccogliere. Se qualcuno poi vuole intervenire, casomai ce lo segnala. La signora aveva una domanda? Ecco. No, vabbè, casomai... Ma la domanda così magari... Ah, se hai la mascherina puoi anche parlare al microfono con mascherina, va bene? Allora, ok. E se vuoi rispondere a questa sui medici, che è un commento molto semplice, così... A dire la verità, i cardiologi, l'associazione che rappresenta gli specialisti della medicina che si occupa dell'apparato cardiocircolatorio l'ha sempre detto, l'ha pubblicato anche in riviste scientifiche. L'inquinamento ha delle conseguenze rilevabili nelle malattie, perché appunto questi 50.000 come ordine di grandezza decessi prematuri per inquinamento, che sono 400.000 in tutta Europa, hanno stimato poi dopo delle patologie conseguenti che causano e portano prima alla malattia e poi in alcuni casi a un aumento delle mortalità. Sta tutto scritto. No, ma questo sa benissimo. Il problema è la comunicazione. Sì. Guardate, quando abbiamo pubblicato questo rapporto di malaria, alcuni giornali l'hanno pubblicato, altri no. Altri hanno titolato in quello stesso giorno, non mettendo queste notizie, scrivendo i costi della transizione ecologica, che è, come dire, esattamente il contrario. Dovete sapere che in Italia, diciamoci la verità, cioè la stampa è libera,
Dopodiché la stampa dipende non solo da noi che compriamo i giornali o guardiamo la televisione, ma anche dalla pubblicità. Qual è il principale fatturato pubblicitario che compare sui giornali italiani? Lo vedete tutti quanti. Eni, magari con Silvia, Andrea che fanno le cose belle, eccetera, eccetera, e le case automobilistiche. Fanno fatica i giornali, perché? Perché magari arriva il caporedattore alla telefonata che dice il contratto pubblicitario lo vuoi? Senza bisogno di fare pressione ulteriore. Poi arriviamo al colmo del Fatto Quotidiano che siccome se ne frega, e allora gli arriva la lettera degli avvocati dell'Eni che dice dammi 100.000 euro di risarcimento e comunque io dopo forse ti farò lo stesso causa. Guardate che è una roba che è successa in Italia che ha fatto gridare alla libertà, alla difesa della libertà di stampa. Ma infatti penso che la tua affermazione, la stampa italiana è libera, fosse un eufemismo. No, nel senso che, come dire, formalmente sappiamo e pensiamo c'è la che libertà, lo sia, ma poi dopo ci sono i condizionamenti, per fortuna, perché io dico non è che... No, ma non per niente nelle classifiche internazionali siamo al 46esimo posto, penso, per la libertà di stampa, per cui, insomma. Sì, se posso dire, quando hanno intervistato Noam Chomsky sull'argomento, uno spokesperson della BBC lo ha proprio sfidato dicendogli ma lei insomma crede che siamo tutti praticamente indottrinati e facciamo diciamo bugie e malafede? E lui ha risposto no, voi dite assolutamente la verità, ma dite una verità che praticamente nasconde un'altra verità e se voi aveste detto una diversa verità non sareste nel posto dove siete. Quindi praticamente siete liberi ma all'interno di un gregge, cioè il gregge di pensatori indipendenti, li ha chiamati. Però io questo lo vivo come sfida, scusate, come sfida. Io devo essere così bravo come cittadino e come associazione da riuscire a fare comunicazione e informazione nonostante che per me sia più difficile che per altri. Infatti io su questo era il mio intervento sui medici, nel senso che è vero che ci sono pubblicazioni che confermano il fatto che l'inquinamento crea dei problemi cardiocircolatori, delle malattie, però io mi chiedo a questo punto noi dobbiamo bypassare i problemi dell'informazione e della comunicazione proprio come cittadini, come professionisti, quindi mi chiedo perché se i medici possano in qualche modo assumere un ruolo propositivo, no? Cioè se tu fai solo appunto l'elettrocardiogramma, la visita cardiologica, cioè, però in qualche modo non fai mai anche educazione in qualche modo alla salute e non spieghi, tu sei un medico che vive nella pianura padana, un cittadino, e non spieghi in che contesto siamo, ecco, forse potresti far di più, cioè passare da cittadino un po' che lascia fare o che fa il suo lavoro a cittadino e a professionista più attivo. Questo un po'. Chiamo la signora a fare il suo intervento. E volevo solo aggiungere una cosa, che i medici, intanto c'è un gruppo di medici attivisti che si occupano anche di ambiente e ci sono medici che sono davvero consapevoli e si occupano di salute pubblica, sicuramente, però sono una minoranza. La maggioranza si occupa di clinica, nel senso che anche gli psicologi, ad esempio, ci sono pochissimi psicologi di comunità, premiano i professionisti a pensare all'individuo, non all'ecologia, non alla relazione e soprattutto alle relazioni di potere. Tanto che la pandemia, la strategia nazionale pandemica è stata praticamente data a persone che si occupano di clinica. Non hanno mai fatto epidemiologia e salute pubblica prima d'ora. Sì, grazie. Allora, intanto grazie mille per gli interventi assolutamente tutti interessanti e arricchenti. Io avevo una curiosità e una questione da porre ad Andrea Poggio rispetto alla slide che aveva fatto vedere sulle misure statali del 2019. La mia curiosità era questa: se in merito al settore zootecnico, che sappiamo che è uno dei più inquinanti in assoluto, quali erano le misure
messe in campo nel 2019, quindi quelle misure statali, se sono state effettivamente fatte dalle regioni, quali erano, se non sono state fatte, che peraltro appunto è uno dei settori, anche il discorso degli allevamenti intensivi e della riduzione del consumo di carne, purtroppo è qualcosa che viene sempre detto in una maniera un po' timida, anche dal punto di vista delle politiche europee, proprio perché è anche un settore economico. Grazie. Allora, le misure erano previste di carattere emergenziale, quindi non strutturali, perché dovevi rispondere subito, cioè dovevano essere cose fatte massimo un anno e successivamente massimo in qualche settimana. Quindi nelle situazioni di superamento dei limiti di inquinamento dell'aria di primo livello, allarme verde, poi dopo ogni regione ha la sua terminologia, è vietato spandere il liquame, perché quello è il momento in cui si libera molta ammoniaca e quindi fa come conseguenza sia particolato che NO2. Le misure un pochettino da prendere entro l'anno invece erano: finanziamo anche con i fondi europei per l'agricoltura quelle aziende che vogliono dotarsi di macchinari per fare la fertirrigazione immediata o senza spandimenti che producono aerosol, oppure che addirittura riescono a farlo nel sottosuolo con rimescolamento immediato e copertura immediata dello spandimento. E c'erano anche altre misure di carattere economico per la copertura dei vasconi dei liquami, che se sono all'aperto ovviamente liberano e rilasciano in continuazione inquinamento dell'aria. Poi ci sono delle misure un po' più strutturali e serie. Per esempio la principale, che grida vendetta, una limitazione della quantità di capi che puoi allevare concentrate in un unico allevamento, in presenza, non avendo del suolo da utilizzare agricolo appartenente alla stessa azienda. Altrimenti succedono quelle cose che nella mia regione, in Lombardia, sono andati persino sui giornali, di imprese che esportavano anche in altre province e in altre regioni i fanghi da smaltire direttamente nel campo, magari per evitare che fossero con eccessiva carica batterica o di inquinamento, mischiandolo con dei gessi. Il problema è che dentro questi fanghi c'erano anche un po' di inquinanti e una caterva di porcherie. Una delle intercettazioni telefoniche di questa inchiesta dei carabinieri, uno dichiara: chissà cosa ci sarà in quello che mangeranno con le produzioni che vengono fatte con questi campi, Cioè sembrava un po' quelle cose che ridacchiavano dicendo le case del terremoto che crolleranno, cioè, siamo allo stesso livello, però questi sono casi limiti. Il problema strutturale è che non puoi avere, io abito adesso in provincia di Lodi, delle province d'Italia in cui ci sono più maiali e più mucche che uomini. Questo è quello che succede in Lombardia piuttosto che in Polonia, piuttosto che in Baviera. Guardate, non è una cosa solo dell'Italia, ma è evidente che non possiamo continuare ad andare avanti così. Abbiamo più macchine che patenti, più maiali che uomini, alla fine, scusate, ma il conto salta fuori, no? Quindi alcune misure d'emergenza sono queste, però ci sono alcuni provvedimenti strutturali che vanno presi. È assurdo che facciamo un'agricoltura inventata, che non è dimensionata né con la nostra alimentazione. La dieta mediterranea è famosa nel mondo per essere una dieta salubre. Se vai avanti a hamburger e fettine di maiale non è proprio la stessa cosa, è la stessa cosa per muoverci. Da qui arriviamo al tema che non riguarda solo i medici, i professionisti o i giornalisti. Ciascuno di noi che cosa può fare?
Scusate se in questo caso io cito qualcheduno che non è ambientalista, ma leggendolo mi ci sono ritrovato molto nelle cose che faccio da 40 anni, da 41 anni di Lega Ambiente. Il Papa ci ha scritto nella Laudato Si: cosa puoi fare subito tu qui? La politica è pronta a dire cosa devono fare tutti gli altri dall'altra parte del mondo. Allora, forse il primo passaggio rivoluzionario da fare è: cosa possiamo fare, cosa posso fare io qui ora? Poi subito dopo pretendo che il mio presidente di regione faccia le cose che ha promesso all'Europa per non essere inquinato e multato. Grazie mille Andrea. Andrea tra un po' deve andare perché ha anche un treno, quindi lo vedremo un po', come dire, andarsene. E devo dire che io propongo l'abolizione della parola ambientalista. Secondo me noi siamo ambiente. Come dire, non esiste più o non ha tanto senso fare ancora una differenza tra ambientalisti e non ambientalisti. Nel senso che siamo ambiente e siamo salute e secondo me dobbiamo pensare un po' forse... Cioè, come dire, non possiamo più permetterci di non essere ambientalisti, no? Perché già lo siamo tutti. Lascio a Roberto un po' le conclusioni e la chiusura dell'incontro. Sì, beh, intanto davvero sono stati spunti interessanti. Io vorrei aggiungere poche cose per cercare di mettere un po' assieme alcuni aspetti che sono emersi in questa discussione. Diciamo, colgo l'invito di Andrea quando dice si possono fare cose qui ed ora, quindi ci sono da una parte dei comportamenti che possono ovviamente aiutare sia a ridurre il rischio pandemico che a sfidare la crisi climatica. Dall'altra però ci sono delle attività a livello politico, quindi l'attivismo della comunità, che possono fare la differenza. E i target sono tantissimi, incluso i problemi che ha appena sollevato dai battelli di Venezia, dai vaporetti di Venezia che inquinano come se non ci fosse un domani, ai 5.000 miliardi di sussidi statali, soldi nostri, che vanno ogni anno alle industrie di combustibili fossili. Allora, ripeto, 5.000 miliardi l'anno, sono il 6,5% del prodotto interno lordo del mondo. Ecco perché da una parte è ovvio che la scelta individuale, non so, di diventare vegano per chi ha la possibilità, diciamo, ha la risorsa morale, anche se un report recente dice che anche una dieta flexitarian la chiamano, insomma si mangia poca carne, riuscirebbe a fare una grandissima differenza a ridurre il cambiamento climatico. Ovviamente ci sono tutti i comportamenti relativi all'inquinamento, ma c'è anche la politica e c'è soprattutto l'economia. Cito un economista che però era anche un attivista, un filosofo, che dice che dietro queste crisi ambientali c'è un modus operandi, una visione del mondo e della società che è economicista. Cosa vuol dire economicista? Che priorizza l'economia su ogni altro valore della società. È una specie di religione del mercato che deve essere libero di autoregolarsi, del prodotto interno lordo che deve continuare ad aumentare. E questi sono i valori che praticamente poi cadono a cascata su tutto il resto della società. Diceva questo economista, se credere nella crescita infinita in un pianeta finito corrisponde a essere o un pazzo o un economista. Quindi dobbiamo anche cercare di sfidare questa filosofia della società moderna che praticamente sembra invadere ogni settore praticamente della società. Io mi fermo qua perché è anche tardi, non so...
Volevo solo chiudere, Roberto, ieri ho visto un video di Jacopo Fono in cui faceva un TED e diceva, perché quando si è parlato molto di decrescita, eccetera, è un termine che non piace molto, no, alle persone. Allora lui diceva, non è che bisogna fare la decrescita, bisogna crescere, solo che bisogna crescere in un'altra direzione. Ed è, credo, la verità, insomma. Se qualcun altro ha qualche domanda, se no noi chiuderemmo qui. Alla signora? Vuole venire qui, signora, visto che ha la mascherina può parlare al microfono. Se per caso poi Andrea hai fretta, se comunque entro i termini, però casomai... Tra 5 minuti adesso. Buongiorno, io non so se è un'idea sbagliata, però vedo l'economia come una cosa troppo statica. Cioè se uno produce meno di una cosa, poi ne produce di più di un'altra. Voglio dire, se una persona... se una fabbrica produce meno macchine, magari produce poi più macchine elettriche, no? Cioè, dovrebbe essere l'economia più all'avanguardia, meno paura dei cambiamenti, secondo me. Se mangio meno carne, poi mangio più legumi, voglio dire, produco più legumi. Cioè, si cambia, bisogna cambiare, se no il mondo resta fermo. E io vedo che è tutto sbucato. Giusto? Ecco, basta. Io ve lo dico con un dato ancora più macroscopico e che forse non ci abbiamo pensato. Nel 2020 una delle cose che è stato fatto dallo Stato sono i bonus auto. Abbiamo speso 1 miliardo di fondi pubblici per sostenere il mercato dell'auto. Ci siamo trovati alla fine dell'anno con 300.000 automobili in più e non ci siamo accorti che anche a causa del Covid, ma non solo, ci sono stati 400.000 decessi, no scusate, 700.000 decessi e soltanto 400.000 nascite. Alla fine siamo 300.000 macchine di più, ma 340.000 cittadini italiani di meno. Allora io vorrei che qualcuno che si riempie la bocca dicendo prima gli italiani investisse i soldi per aiutare le famiglie con dei figli, perché forse è più importante avere più figli, più giovani, perché altrimenti ci estinguiamo, che avere più macchine. Il più e il meno, per esempio, può essere questo. Più nipotini, visto che ormai io ho l'età del nonno, e meno automobili. Sì. Volevo anche rispondere a questo velocemente, ovviamente spezzando una lancia anche a favore della lista di economisti che invece hanno una grande consapevolezza del tema del settore, che hanno proposto nuove misure per valutare il benessere delle società oltre il prodotto interno lordo, economisti che hanno sfidato il dogma del libero mercato, quindi c'è un gruppo di persone che si sta attivando in tal senso, e anche se sono una minoranza molto importante, ecco. È sempre per te la domanda, non ti lasciamo andare via. Buonasera, lei ha detto che all'età del nonno, adesso le fa una domanda al nipote. Perché io ho 17 anni e vengo tra l'altro dalla terra del Prosecco, quindi dove i pesticidi sono all'ordine del giorno, come sono all'ordine del giorno l'aumento percentuale del tasso dei tumori, ai noi. E vengo da una terra un po' bizzarra, nel senso che se uno fa il corso per il patentino gli consentono di usare il pesticida più pericoloso per l'ambiente. Se uno non lo fa può usare solo quello biologico, cioè io pago, divento bravo per fare il patch, dovrebbe essere il contrario, no? Vabbè, queste sono le cose bizzarre del nostro paese. La cosa che mi ha lasciato un po' di stucco è il fatto dei soldi. Cioè che io alla fine, al di là di dover pagare le pensioni di un sacco di anziani, dover pagare un sacco di debito pubblico fatto sempre da generazioni che non sono la mia, poi devo anche pagare le sanzioni di certi cialtroni, perdonatemi il termine, che poi rovineranno il mio futuro, perché io avrò un futuro professionale, vabbè, lungo, e questo ce l'hanno anche quelli di oggi, perché alla fine ormai le pensioni arrivano tardi. Dovrò prendermi una pensione integrativa e quindi rinunciare a una fetta di stipendio. E poi ovviamente dovrò recitare la parte dell'ambientalista, perché domani voi inviterete la dottoressa Palumbo, cioè sarà presente la direttrice dell'ufficio scolastico regionale presso l'M9. Io non c'entro. Non c'era, qualcuno c'entra, insomma, ecco. E io mi ricordo ancora che l'anno scorso
o 2 anni fa, quando c'era il ministro Fioramonti all'istruzione, era uscita una nota per le scuole di agevolare, erano i primi passi dei Fridays for Future, degli scioperi. Allora, ovviamente dobbiamo anche avere il coraggio di dircele queste robe, cioè alla mattina a ora di lezione siamo un po' tutti Fridays for Future. Sì. Allora non devo rispondere. Quindi la domanda finale è, in realtà poi alla fine, lei nota da parte dei giovani un vero interesse a questi cambiamenti climatici? Perché, ripeto, secondo me, e lo dico da giovane, l'interesse della mattina al posto della lezione, cioè qua io non vedo tanti 17enni, insomma, ecco, voglio dire, come non li ho visti neanche in altri incontri pomeridiani. Quindi secondo lei è importante un impegno attivista per segnalare il problema, ma è da dare più peso a un impegno di studio, perché voglio dire, parliamo di tematiche di una complessità tale che se non abbiamo un approccio scientifico, secondo me non ne veniamo fuori. Grazie. Una battuta. I giovani oggi fanno la patente più tardi, gliene frega di più di altre cose. Preferiscono lo smartphone e forse il monopattino piuttosto che non si acchiappa più con l'automobile, insomma, come alla mia età. Nello stesso tempo credo che purtroppo abbiamo demotivato i giovani alla partecipazione. Vedo nei giovani una minoranza solo che si occupa dei problemi generali o di politica, e questo è un guaio, ma questo forse è anche colpa nostra, penso. Scusate, la mia mail a.poggio@legambiente.it, poi Bianca ha tutti i miei contatti un'altra volta. Grazie. Volevo rispondere anch'io al quesito appena sollevato, che è interessantissimo. Extinction Rebellion e Fridays for Future sono stati un'iniziativa senza precedenti, secondo me, nella storia dell'attivismo, proprio perché un tema che riguarda il rischio di estinzione della specie, non stiamo parlando di bruscolini, è stato praticamente messo in prima pagina dai ragazzini che certamente non hanno studiato, non hanno fatto PhDs in ecologia, in ambientalismo, ma dove sono gli accademici? Dove sono i giornalisti? Dove sono i medici? E dove sono i genitori? A mio avviso questi due movimenti vanno protetti e vanno aiutati, perché davvero stanno portando all'attenzione del mondo una tematica che è importante per tutti, insomma, ecco. Quindi io, insomma, la vedo, anche se ovviamente ci sono dei trend diversi, insomma, che tu hai sottolineato, da parte dei giovani, questa minoranza e la minoranza di attivismo ambientalista, ecologista di questi due movimenti, almeno a me ha davvero impressionato, insomma, e credo che sia di buon auspicio per potenziali cambiamenti futuri. Devo dire che anche a me ha scaldato molto il cuore vedere questi ragazzi per strada, cioè chi si occupa di ambiente da tanti anni continuava a chiedersi: no, ma è possibile che tutti manifestino per una serie di motivi, no? Dallo stipendio al posto di lavoro eccetera, ma che nessuno manifesti mai per la qualità dell'aria che abbiamo in pianura padana o per, come dire, questo disastro che ci aspetta con il cambiamento climatico. Quando noi li abbiamo visti, penso sia stata anche la tua sensazione, scendere in piazza e vedere questi veramente questi gruppi numerosi di giovani, cioè io ho detto finalmente, cioè come dire, finalmente sono arrivati, dopo, come dire, magari non fanno quello che dici tu, cioè non sono lì che si dedicano per forza ad approfondire l'approccio scientifico, che è quello che serve per uscirne, però anche nel senso che io ogni tanto leggo quello che dice Greta Thunberg e non trovo una virgola fuori posto, cioè come dire, io trovo affermazioni che hanno un inizio, un senso, cioè un capo, una coda, e che quindi si misurano sia con la scienza sia con la politica, cioè non trovo degli slogan vuoti. E questo è assolutamente confortante, sì, dal mio punto di vista. Sì, volevo raccontare un episodio sempre velocemente perché siamo in ritardo.
ne abbiamo discusso sul mio corso di salute globale all'Università di Padova, di questa questione del Extinction Rebellion Fridays for Future, e alcuni studenti, giustamente la discussione è aperta, quindi le critiche sono sempre benvenute, dobbiamo crescere anche attraverso le critiche, nessuno è perfetto. Quindi alcuni studenti dicevano, sì, ma se questi ragazzetti qua mi bloccano la strada, poi tutto il resto della società si arrabbia e perdono praticamente consenso. Ad esempio, ha detto una studentessa, quando hanno bloccato il traffico nella città X, che adesso non nomino, hanno fermato una mamma che stava andando all'asilo a portare il bambino. Che cosa hanno fatto sti ragazzi qua? Allora, hanno migliorato le condizioni di vita o cosa? E la risposta è stata sì, non creare questi disagi è sicuramente importante, ma la questione qui non è triviale. La questione è che se non si fa qualcosa per il cambiamento climatico, non ci sarà nessun bambino e nessun asilo da portare in futuro. E quindi diciamo che la protesta di questo movimento è davvero urgente e prioritaria. È fondamentale. Vi ricordo 2 appuntamenti importanti, prima di salutare anche Andrea Pozzi in collegamento, che però pare si sia già staccato, penso avesse un'altra call, lo saluteremo a parte, comunque lui sapeva che faceva un intervento corto e mirato. Allora, uno è un appuntamento internazionale su cui tutti dobbiamo puntare gli occhi, perché è la conferenza mondiale ONU, COP26, che si terrà a novembre a Glasgow in Scozia, e che è come dire, il momento in cui gli Stati dovranno veramente dire se rispettano gli accordi presi a Parigi nel 2015 rispetto alla diminuzione delle emissioni e quindi contro il cambiamento climatico. L'altro invece è l'appuntamento di casa nostra, cioè il prossimo, che noi terremo, come ha detto prima Francesca Vianello di Europe Direct, al Teatro I Frari, in accordo con i frati, proprio dei frari, perché è sul Manifesto di Assisi. Il Manifesto di Assisi è un'iniziativa molto conosciuta in Centro Italia, pochissimo conosciuta da noi, però è forse, come dire, una delle proposte più interessanti per una mediazione tra il sapere anche lanciato dall'enciclica Laudato Si e nuovi stili di vita. Tra l'altro loro hanno anche questa economia di Francesco, cioè una proposta per una nuova economia. Hanno accolto degli economisti giovani e li stanno formando proprio verso nuove forme di organizzazione economica. Quindi secondo noi è come dire, un atteggiamento molto propositivo e molto interessante. Verranno proprio i fondatori del Manifesto di Assisi, quindi Ermette Realacci, che è anche presidente onorario di Legambiente, ma soprattutto padre Enzo Fortunato, che è responsabile della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e che è a diretto contatto sia con il Papa sia è un grande comunicatore, insomma, secondo noi. Grazie mille di essere venute.